Buongiorno, anzi buonasera, benvenuti allo spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission. Sono Jacopo Chessa, il direttore della Film Commission, della Veneto Film Commission. Benvenuti alla presentazione di Non mi lasciare con Rai Fiction, Paper Moon. E adesso vado a presentarvi i nostri ospiti, ma prima un saluto del Presidente della Film Commission, qui presente Luigi Baccialli. Prego Luigi. Grazie Jacopo. Grazie insomma, a questa squadra straordinaria, Vittorio Puccini. Beh, poi li presenti tu poi Jacopo. Cioè, voglio dire, presento io. Volevo fare un prologo. Io volevo solo dire quanto sia importante per la Veneto Film Commission, per la Fondazione Veneto Film Commission. Io sono il Presidente, quindi porto il saluto anche di tutti i nostri consiglieri, quanto sia importante avere qui sul territorio produzioni di questo valore, e quindi grazie in particolare a Maria Pia Mirati, produttore Mauri, insomma, e Jacopo Chessa e tutta la squadra della Film Commission è impegnata in su questo versante. Quindi il fatto che attraverso Non mi lasciare ci sarà un impatto in autunno di grande rilievo, è qualcosa che noi cercheremo anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni di così confermare con tutto quello che potrà arrivare in Veneto, e ovviamente parliamo di produzioni nazionali, estere e locali, tenendo conto poi che le serie televisive, è inutile dirlo, hanno una forza enorme, e quindi ieri abbiamo proprio parlato con l'assessore al turismo e con chi si occupa, diciamo, di economia, di quello che è l'impatto e di quello che è la conseguenza di produzioni di questo livello. Quindi grazie da parte mia, e spero che ci siano altre occasioni per parlare di queste produzioni. Jacopo, grazie. Grazie Luigi, passo alla presentazione dei nostri panelist. Maria Pia Mirati, direttrice di Rai Fiction, al suo secondo panel qui allo Spazio Veneto, e sei sempre qui oggi. Tu so che hai degli altri appuntamenti dopo, ma li ho già fatti annullare, verrai con noi a cena. Ah, resti qua, ok. Vittoria Puccini e Alessandro Roia, protagonisti della serie, Mauro Mauri, produttore di Paper Moon, e Ciro Visco, regista. Passo subito la parola a Maria Pia. Allora, questo incontro nasce da un incontro nostro a Roma, sì, è vero, in cui raccontalo tu, va. Lo racconto io. Allora, Maria Pia mi ha detto: mi piacerebbe molto presentare Non mi lasciare, che è girato a Venezia. Allora si era pensato di fare una prima in un cinema veneziano, però durante il Festival del Cinema diventa un po' difficile che la gente si sposti e vada a Venezia. Sul Lido è complessissimo ovviamente fare proiezioni fuori dal contesto festivaliero, però ho detto: noi abbiamo lo spazio, sarebbe comunque bello fare un piccolo incontro che non sia ancora il vero e proprio lancio della serie, però fare un incontro, un assaggio in qualche modo di quella che sarà una serie che verrà diffusa in autunno, e da qui nasce questo incontro, e sono molto contento. È stato il mio primo incontro, no, in realtà non il primo, però il mio primo incontro in veste di Veneto Film Commission e tuo di Rai Fiction che abbiamo avuto. E quindi benvenuta. Sì, no, grazie a Jacopo, davvero, perché allora, no, io ci tenevo molto che Venezia fosse il primo punto di partenza di questa straordinaria nuova avventura seriale. Come diceva il Presidente, giustamente, la serialità è quello che il nostro pane è diventato nel paniere, diciamo, dei consumi degli italiani. Come sapete è entrata di prepotenza la serialità, attraverso, che noi vediamo in tutte le maniere, anche attraverso gli OTT, attraverso le piattaforme, ma che noi per fortuna come azienda pubblica diamo la possibilità, che insomma non è una cosa da poco, non dover scaricare un'app, poter accendere la televisione, poter avere la qualità della serialità, quella internazionale, perché è vero, noi siamo a Venezia, questa è una serie
che parla anche di Venezia, poi magari ce lo dirà meglio il regista. È una serie in cui i protagonisti li vedete qui, sono Vittoria e Alessandro, straordinari, meravigliosi, però la terza protagonista è Venezia. Quindi sono due bellezze più la terza, ci sono tre bellezze, tre straordinarie, diciamo, storie. Allora le loro si incroceranno e le loro storie si incroceranno sullo scenario di Venezia, che è una Venezia meravigliosa grazie a Ciro Visco, che è il nostro regista, giovanissimo come vedete. Grazie a lui si vedrà una Venezia. Allora, Venezia è sempre un luogo magico, straordinario, cioè tutti gli aggettivi si possono sprecare e si sprecheranno all'infinito finché ci sarà Venezia, e io spero che Venezia ci sia sempre. Tocco ferro, tocco plastica. Sì, lo sai, insomma, diciamo i disaster movie pensano tra New York e Venezia non so chi se la cavi peggio, no? Sul disaster. Però ecco, ci tenevamo a partire da qui, pur sapendo che è una serialità che non è provinciale, non è una serialità che parla solo di una città italiana meravigliosa, probabilmente fra le uniche al mondo. È una serialità internazionale, con un linguaggio internazionale. Di questo dobbiamo ringraziare Mario Mauro, che è il nostro produttore, Paper Moon, e dobbiamo ringraziare gli sceneggiatori che oggi non ci sono, vero? Perché noi siamo di fronte a un crime drama, quindi a una serialità dove si mischiano molti linguaggi, molti generi. Oggi la serialità è bella anche per questo, perché non ti deve abituare a una storia unica, ma ti deve abituare piano piano e ti fidelizza a molte storie. E questa è una serie dove ci sono tante storie che noi seguiremo lungo tutto il percorso della messa in onda, che probabilmente in maniera indicativa anche per i giornalisti sarà tra ottobre, adesso stiamo decidendo con Rai 1, tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. E che cosa devo dire oltre la presentazione? Veramente ringraziare i protagonisti e ringraziare Ciro per aver fatto un lavoro straordinario, anche di fotografia, devo dire, anche di fotografia, perché poi... Ah, eccolo, ci sei, bellissimo, ciao. Bisogna ringraziare veramente un grande direttore della fotografia, perché è vero che Venezia è bella, ma insomma ci vuole anche chi la sa rendere bellissima e chi ce la sa rendere straordinaria con le immagini e anche con i suoni. Voglio dire questo, che è un crime drama dove ci sono tematiche, poi magari anche Vittoria e Alessandro potranno raccontare meglio la storia, anzi lascerò a loro il piacere di raccontare una parte della storia, perché poi non dovremo dire tutto. C'è una cosa importante, c'è un tema, ci sono tanti temi, ma c'è un tema importante che è quello della pedofilia in questo crime, in questo dramma, in questa serialità. Come voi sapete, la pedofilia non è un tema affrontabile, anzi in questo bisogna ringraziare il produttore per il coraggio, perché bisogna avere coraggio, bisogna avere qualità di scrittura, bisogna avere un tocco di gentilezza e anche capacità di entrare in tematiche non semplici da raccontare, non semplici da mettere in immagini, non semplici da mettere in filmica. Ci hanno provato in tanti a parlare di pedofilia, di pedopornografia, di violenza sui minori. Non è un tema che possiamo sempre raccontare. Alcune volte bisognerebbe rinunciare al racconto, invece noi non l'abbiamo fatto, e devo ringraziare anche, diciamo, la bellezza e la gentilezza di Vittoria in questo, perché ognuno di noi sa che quello è un tema scottante. Per la televisione pubblica mi permetterei di dire ancora di più, perché entra dentro purtroppo un grande dramma. Come voi sapete, i numeri che parlano di pedopornografia, di pedofilia sono in crescita, e purtroppo questi ultimi 2 anni, questa follia che abbiamo vissuto di segregazione causa Covid, causa epidemia, non ci ha aiutati, cioè semmai ha aiutato le persone che sono disturbate, che sono malate e che probabilmente avrebbero bisogno di molto aiuto per poter uscire da questa orribile ossessione, che è una malattia che bisognerebbe anche affrontare come malattia, perché alcune volte la censura
o la paura o il tabù di affrontare malattie di questa natura non ci fanno pensare che invece bisogna occuparsi di questi temi. Quindi io devo ringraziare in qualche maniera non solo il produttore, non solo Mario, ma dobbiamo ringraziare la RAI che ha permesso di affrontare un tema così difficile, così ostico, così complicato, e di affrontarlo in termini di drammaturgia, quindi in termini di racconto, perché si può raccontare in termini di inchiesta, e lo si fa spesso, ma il racconto di situazioni così difficili, così tragiche, così complesse, non sempre è facile da fare. Però mi taccio, perché il mio è solo veramente un ringraziamento, intanto a Jacopo, alla Film Commission Veneto, per averci ospitati qui, a Ciro per averci restituito, al direttore della fotografia per averci restituito Venezia nella maniera straordinaria, ma il mio scopo non è tenere solo Venezia qui. Venezia è qui al film, al festival più importante probabilmente al mondo della cinematografia, per andare fuori da Venezia. Cioè noi dobbiamo scavalcare, diciamo, i confini, e questo è il punto di partenza. Quindi grazie ancora a tutti, grazie per quello che avete fatto, e soprattutto mi aspetto dal pubblico una risposta importante. Grazie. Grazie Maria Pia. Prima di passare la parola al produttore di Paper Moon farei parlare le immagini con un piccolo contributo video. Prego. Un pescatore ha avuto problemi con le reti, tirandole su ha avvistato un corpo laggiù decca. Era di un bambino. Addosso aveva uno zaino pieno di sassi. Sta arrivando da Roma il direttore del CNCPO per questo caso. Hanno mandato una persona di tua conoscenza. Ma io non lo conosco il direttore del CNCPO. Sei sicuro? Ti ha fatto effetto a vederla? Per quanto ne sappiamo è la prima volta che torna in 20 anni. Cosa c'entra il CNCPO con un caso di suicidio? Io non credo che suo figlio si sia tolto la vita. Seguo un'indagine su una rete di pedofili. Hanno agito nel nord-est del nostro paese almeno dal 2013. Ci sono 7 casi, anzi 8 con Gilberto, che a mio avviso sono collegati. Ma potrebbero essere molti di più, perché spesso non vengono fatte le denunce. Pensa agli abissi dell'oceano. Più vai in profondità e più trovi creature mostruose. Ci puoi comprare all'asta quello che vuoi. Ci compri droga, armi, organi, bambini. Senti, io penso che tu voglia per forza trovare quello che stai cercando. È il modo peggiore di condurre le indagini. Daniele, sono 7 anni che seguo questo caso. Puoi fidarti di me? In nome di cosa? Da ragazzino, quando mi sono trasferito a Venezia da Roma, è stato un trauma. Tu mi hai rubato la vita. Forse. Le giornate erano sempre uguali, il cielo era sempre così bianco. Ciao Giulia. Amore, che ci fai qui? Sono andata a prendere l'appuntamento per il monitoraggio di domani, volevo dirtelo. Ci sarò. Ora dobbiamo andare. Ciao. E poi ho incontrato te. E tutto ha preso un senso, ha preso un colore. Te lo ricordi il campionato di pallavolo del 1997? Io ho avuto un attacco di panico nello spogliatoio e tu sei entrata e ti sei seduta davanti a me. Me lo ricordo come se fosse ieri. Mi hai guardata negli occhi e hai detto: se resti qui tu, resto qui anche io. Io un giorno vivrò in una casa così, perfetta. La rete ha una struttura piramidale molto ben organizzata. Al vertice c'è la mente, una persona di cultura capace di plagiare molte braccia, che non possono entrare in alcun modo in contatto tra di loro. Che cazzo ci fai qua? Forse ci seguono. È probabile che loro stessi da piccoli abbiano subito un trauma, ed è questo che li spinge a infliggere la stessa sofferenza. C'è qualcuno! I bambini vengono adescati, rapiti, portati in un luogo sicuro. Per la prima volta la rete ha fatto un passo falso, forse ne farà altri, e noi dovremmo essere pronti a colpire.
sia in modo fisico che psicologico, e che nessuno si accorge del tuo dolore. Chiedi aiuto, pietà. E loro ti guardano con quegli occhi vuoti, è come se non ti vedessero. Come se tu fossi una bambola di gomma. Un po' di ansia per chi come me vive a Venezia con un bambino di 10 anni, ma adesso insomma affronterò la cosa. Prima di passare la parola a Mauri, colgo l'occasione per salutare anche l'autore della musica che so che è in sala, Giorgio Giampà, eccolo lì, che è uno dei più importanti autori contemporanei italiani di musiche per film. La genesi produttiva di questo progetto? Dunque, prima di tutto volevo dire che queste cose non sono mai concordate prima, perché se l'avessimo concordate prima io mi sarei preparato anche delle altre cose. Maria Pia Mirati ha detto esattamente quello che io avevo in mente di dire. Quindi allora, a questo punto io potrei anche stare zitto. Diciamo che la genesi nasce da un mio desiderio profondo che avevo da moltissimi anni di fare una serie a Venezia, per ragioni più che altro, per due ragioni fondamentali. Una ragione sentimentale, perché mia mamma era di Venezia, quindi io ho delle ragioni, delle radici in questa città. E poi perché sono sempre stato convinto, proprio per dare una spinta alla mia società internazionale, di trovare una sponda che ci potesse consentire di essere presenti nel mondo con qualche cosa di italiano, ma che potesse essere attraente anche per i paesi, non per i locali. E devo dire che questo mi ha spinto a lavorare su questa serie, a chiedere ai due autori che oggi sono certamente tra i più famosi al mondo, cioè Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che ricordo sono poi gli autori di Gomorra e di 000, mi ha spinto a chiedere loro di lavorare su questo progetto, e devo dire che è un progetto che è costato 4 anni di lavoro, perché non è un progetto che è nato come al solito con una scrittura che dura magari 12 mesi, 18 mesi, poi si comincia a girare. No, abbiamo sofferto, devo dire che, come ricordava Maria Pia Mirati, abbiamo avuto una sponda importante sulla Rai, però il fatto che non fosse un argomento particolarmente semplice ha fatto sì anche che i tempi diventassero abbastanza lunghi, però questi tempi lunghi ci hanno consentito poi di trovare una sceneggiatura che parla di un tema molto importante, ma con una delicatezza che ci consente poi di metterlo in onda. Per quanto riguarda gli aspetti più produttivi, io voglio ricordare, oggi noi siamo qua, abbiamo ancora tutte le mascherine, però c'è gente in giro, c'è il sole, c'è tutto un clima rinnovato. Io ricordo quando siamo partiti, noi abbiamo cominciato a girare a novembre dell'anno scorso, in pieno, la piena seconda ondata del Covid, lockdown pesante, coprifuoco alle 10 di sera. Siamo venuti a Venezia il 18 di gennaio, siamo rimasti in questa città per 2 mesi, hotel chiusi, bar chiusi, ristoranti chiusi, negozi chiusi, turisti zero, veneziani in giro pochissimi. Ricordava prima il Presidente il contributo che le serie danno al territorio. Io credo che spesso si parla di un contributo promozionale. Venezia non ha bisogno di essere promossa, anzi forse a volte avrebbe bisogno di limitare gli accessi. Quello che posso dire invece che noi abbiamo dato come contributo è in quel momento noi abbiamo dato lavoro a persone che in quel momento contavano soltanto sui contributi dello Stato. Torno a ricordare che cos'era
Venezia e l'Italia a gennaio di quest'anno, tutte le attività ferme, lockdown, alle 10 di sera non si poteva uscire. Noi siamo venuti qua con coraggio, perché io ricordo anche che questa attività che ci ha spinto a lavorare anche con i rischi legati al Covid, con dei rischi che non sono neanche assicurati, cioè ricordo che le compagnie di assicurazione italiane non ci assicurano nel caso di fermata per Covid, e ricordo anche che una produzione di questo tipo, se si ferma una settimana, e voi potete immaginare cosa vuol dire anche solo una settimana per un rischio Covid, perde circa 100.000 euro, cioè per noi stare fermi una settimana vuol dire perdere 100.000 euro, nessuna compagnia di assicurazione italiana o straniera ci assicura, ancora oggi nessuno ci assicura. Noi abbiamo avuto il coraggio di partire supportati dalla RAI, perché devo dire che la RAI comunque ci ha sempre aiutato, quindi questo va anche detto. Abbiamo seguito dei protocolli estremamente severi, c'era un protocollo che era stato elaborato dal MIC e dal Ministero della Salute, noi l'abbiamo fatto ancora più stringente, e di questo devo veramente ringraziare gli attori, il regista e tutta la troupe, perché sottoporsi inizialmente 2 tamponi alla settimana, poi siamo arrivati alla fine che ne facciamo quasi 1 al giorno, proprio per evitare che ci fossero rischi, evidentemente non è stato piacevole, però con il contributo di tutti, con lo sforzo di tutti, siamo riusciti a fare una produzione in tutta sicurezza, e quindi di questo veramente devo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato. Dicevo che il contributo che abbiamo dato è stato non tanto di promozione della città, che non ne ha bisogno, ma di dare del lavoro. Abbiamo speso nei 2 mesi che siamo stati qua circa 2 milioni grosso modo, abbiamo fatto lavorare location, trasporti, catering e così via, abbiamo preso anche circa 40 persone che hanno lavorato nella troupe, abbiamo preso degli attori veneti, e devo dire che io su questo, avendo appunto avuto una madre di Venezia, ho insistito anche col regista: per carità, non pigliatemi degli attori che si mettono a parlare veneto e che sono di Roma, perché è una delle cose più tremende che si possa vedere o sentire in televisione, quindi devo dire che tutti gli attori che parlano veneto poi sono effettivamente veneti. Vittoria non si mette a parlare veneto, quindi da questo punto di vista è stato veramente un'altra delle cose importanti. E tutto questo poi ci è stato ripagato, come diceva prima Maria Pia Ammirati, da una città straordinaria che si è mostrata come mai si era mostrata prima e che spero mai si dimostri più, perché veramente è stata un'occasione unica. Calli, campi, canali deserti, nessuno in giro, un fascino e una potenza espressiva straordinari che ne hanno fatto, come diceva prima Maria Pia Ammirati, la coprotagonista di questa serie, e io devo dar merito veramente al regista per quello che è stato fatto. Grazie. Mi aggancio alla cosa che dicevi sull'aspetto espressivo della messa in scena di questa serie. Faccio una domanda a Ciro Visco: puoi darci qualche anticipazione sul taglio che hai dato a questa serie da un punto di vista visivo, narrativo? Poi faccio parlare anche i personaggi, però... Assolutamente. Beh, allora, io innanzitutto devo svelare un segreto. Questa serie è stato un lavoro corale, nel senso che ogni singolo aspetto artistico è stato valutato e portato avanti non solo da me. Io avevo una visione, avevo un'idea di come avrei dovuto raccontare Venezia. Io ho tentato di lavorare e di andare a raccontare, insieme alla fotografia di Giuseppe Maio, la Venezia che solitamente non siamo abituati a scoprire, quella Venezia che sta nascosta in delle calli, che basta avere il coraggio di seguirle e poi si apre un mondo meraviglioso. Ma in questo sono stato aiutato da dei collaboratori, non solo i nostri meravigliosi attori, che erano per me la punta dell'iceberg. Io costruisco tutto quello che sta sotto, ma poi sono loro che si prendono la responsabilità di raccontare una storia. L'hanno fatto benissimo, mi hanno stupito, mi hanno in alcuni momenti emozionato, e quando un regista si emoziona vuol dire che la strada è quella giusta.
insieme a loro ce ne sono tanti altri attori che non sono presenti qua oggi, che mi sento assolutamente di dover citare. Sara Febbelbaum, che non è qui con noi, è stata eccezionale nel ruolo che ha rivestito, ma abbiamo Gianmaria Martini che ha dovuto affrontare un ruolo molto complesso, ma ci ha permesso anche di entrare all'interno della psicologia di un personaggio e di raccontare anche quello che talvolta sta dietro a una persona, quello che è il suo trascorso, quello che la porta a diventare poi quello che è, perché tutti quanti noi abbiamo un percorso. Per raccontare la vita di qualcun altro dovremmo entrare nelle scarpe di qualcuno per tantissimo tempo. Lui ha saputo sintetizzare tutto quello che poteva starci dietro alla formazione di una personalità problematica, ma che in fondo ha ancora la possibilità di redenzione, perché alla fine questa storia è tutto quello che è stato detto precedentemente da Maria Pia, devo dire in modo molto accurato, poi anche dal nostro produttore in modo così preciso, anche con le specifiche sul territorio, ma alla fine è una storia di opportunità. Cioè per me il futuro non è mai una minaccia, ma deve essere un'opportunità. Quindi anche nel raccontare questa storia e tutto quello che è successo abbiamo sempre tentato di attaccarci a quelli che erano i fili della speranza. Quindi voglio anche ringraziare i piccoli, perché abbiamo avuto anche dei piccoli attori che sono stati eccezionali. Uno ce l'abbiamo qua, il nostro patatino laggiù, anche Duccio, che è il ragazzo che ci ha permesso di raccontare anche l'aspetto forse più difficile di questa storia, ma l'ha fatto con leggerezza e con la consapevolezza di quello che stava facendo, perché anche quello è molto importante nel nostro lavoro. Legato a quello poi ci sono state tutte quelle che sono le figure tecniche, quindi sempre per ritornare al discorso dell'essere stato coadiuvato, io ho avuto intorno a me un reparto scenografia estremamente attento che mi ha permesso di scoprire degli spazi di Venezia che altrimenti non avrei mai visto. Nel toccare Venezia abbiamo toccato tutti i sestieri, e questa è una cosa per me fondamentale. Abbiamo girato la Giudecca, siamo andati a girare al quartiere Jungas, ma laddove potevamo andare ci siamo andati. E tutti quelli che erano delle possibili situazioni d'interno abbiamo tentato di spostarle in esterno, perché poi in realtà Venezia è in grado di raccontare qualsiasi cosa, perché ha la drammaticità, l'ironia, la bellezza, e quindi abbiamo seguito questo. Abbiamo avuto sicuramente il capitale umano di Venezia, che sono le persone, i veneziani che ci hanno accolto a braccia aperte, ci hanno spiegato come funzionava questa città, perché questa città non è soltanto qualcosa scritto sulla carta d'identità, non è soltanto anagrafe, è qualcosa di più, bisogna saperla conoscere, quindi ci hanno insegnato come muoverci velocemente, come ottimizzare i tempi, quindi in realtà hanno svolto un ruolo fondamentale. Quindi sì, mi sento di dire, e non mi dilungo poi ulteriormente, che nella mia carriera questo è sicuramente un progetto che è stata l'unione di tante persone che mi hanno permesso di raccontare una storia che spero piaccia, spero da come avete colto il nostro piccolo trailer, il nostro piccolo omaggio vi sia piaciuto, quindi mi sento di dire questo. L'ultima cosa la spendo per il mio montatore Alessio Doglione, che ha seguito quello che avete visto, l'ha composto lui. Per me è come un pianista, quindi quando prende le immagini riesce a renderle meravigliose e consecutive. E poi c'è ovviamente, che è già stato citato, ma fondamentale, che permetterà di avere la quadra di questo progetto, è il nostro musicista, che veramente in modo attento ha recepito tutto quello che ci siamo detti e ha saputo anche dargli quella drammaticità, ma anche quella leggerezza che ogni tanto deve avere un racconto, perché il racconto alla fine, una volta che va, è come un fiume in piena, bisogna lasciarlo andare. Quindi grazie a loro e grazie per averci invitato qua. Ti chiedo ancora una cosa. Ti chiedo ancora una cosa, Ciro, com'è dirigere i bambini? Come ti sei trovato? Meravigliosamente, perché io credo che dentro di me sono ancora un po' bambino. Quindi su alcune cose, anzi, erano i bambini che mi dovevano calmierare e mi dovevano spiegare come fare le cose. Quindi no, in realtà il bambino bisogna soltanto indirizzarlo e poi è lui che ti regala, come gli attori regalano cose impreviste. Perché loro mi hanno regalato delle situazioni, delle scene, delle battute. Dicene una, si può? Non mi sarei mai immaginato, con una capacità di sintesi talvolta. Però anche i bambini li ho seguiti e mi sono fatto portare da loro, perché effettivamente i bambini hanno una forza dentro di loro che è superiore a quella di tutti noi in questa stanza, no? Riescono a darci sempre di più e sono sempre pronti a stupirci e a stupirsi, che quello è fondamentale. Allora, visto che adesso passerò la parola agli attori, a cominciare da Vittoria Puccini, a cui chiederò, come credo ti abbiano chiesto tutti i giornalisti che ti hanno intervistato prima, di parlare del tuo personaggio. Sì. Allora, sì, è molto bello. Poi ti chiederò magari qualcos'altro, però iniziamo da questo, prego. Da Elena.
Elena Zonin è un vicequestore di polizia. Ringraziamo anche la polizia, perché anche la polizia ci ha dato una grande mano, veramente. Anche i carabinieri, sono qui fuori. Ringraziamo anche i carabinieri. Magari se nella seconda stagione raccontiamo vero, dei carabinieri, ringrazieremo i Ma in carabinieri. ogni caso ringraziamo. Poi questa abbiamo raccontato della polizia, no, ci hanno messo a disposizione tanti mezzi, ci hanno seguito nelle riprese, sono anche attori, poliziotti veri, attori del film, portavano le lance, quindi insomma hanno dato un grande contributo alla serie. E indaga su crimini informatici, appunto, su ciò di cui parlava prima Maria Pia, che come ha detto giustamente sono tematiche difficili da raccontare, scomode, ma sono molto contenta che la RAI abbia avuto il coraggio di raccontare questa storia, proprio perché appunto si racconta di crimini informatici, il mio personaggio indaga su una rete criminale che rapisce bambini per sviluppare appunto materiale pedopornografico e rivenderli all'asta online, ed è un tema molto importante perché effettivamente io sono mamma di una ragazzina di 15 anni e i ragazzi, i nostri figli, ma tutti i ragazzini chiaramente fanno un uso oggi spropositato del web, e quindi è molto importante raccontare una storia che ci fa capire anche quali pericoli possono essere nascosti nel web, perché tanti ragazzi vengono poi adescati, appunto, e anche la nostra storia racconta questo proprio tramite PlayStation, internet, siti internet, e quindi sapere educare anche i ragazzi a un uso sicuro e corretto del web e istruirli sui pericoli che possono essere nascosti è importante, è una storia che secondo me Rai 1 fa molto bene a raccontare, ed è chiaro che noi la raccontiamo anche appunto però con grande sensibilità, con la sensibilità che un tema come questo meritava, e con una costruzione comunque appunto da crime drama, come diceva Maria Pia, che rende la storia molto avvincente, perché stai con i nostri personaggi. Nelle ricerche il mio personaggio è aiutato da Daniele, interpretato da Alessandro, di cui parlerà lui ovviamente, e siamo alla ricerca spasmodica di questi ragazzini scomparsi, e credo che il pubblico si lascerà vincere da questa storia, perché fa il tifo per i nostri personaggi, vuole che questi ragazzi, come Elena, come lo vuole Elena, tornino sicuri tra le braccia dei loro genitori, questi ragazzini. È un personaggio che ho amato moltissimo sin dalla prima lettura, mi ha subito conquistata perché è una donna coraggiosa, determinata, perché insomma in questa indagine molti le andranno anche contro, invece lei va avanti perché è convinta che la sua tesi sia giusta, ma anche con delle grandi fragilità che le derivano da dei traumi passati, da delle ferite che si porta avanti dall'adolescenza, con le quali non ha mai voluto fare i conti, e che grazie a questa storia invece proverà in qualche modo non a risolvere, ma sicuramente ad affrontare, quindi farà anche un percorso psicologico molto, molto insomma, interessante, importante. L'ultima cosa che dico è che comunque è la prima serie, se non sbaglio, tra l'altro italiana girata a Venezia, quindi è la prima volta. Venezia è stata raccontata nei film, però proprio è la prima serie italiana completamente girata a Venezia, quindi Venezia è raccontata tantissimo nella nostra serie, ed c'è anche la novità di questa ambientazione, ed è stato chiaramente un privilegio girare qua per tante settimane, è stata un'esperienza incredibile, indimenticabile. Diciamo che è valsa la pena anche affrontare Burian, perché abbiamo girato tante notti, ci sono state delle notti con un freddo, pensavamo che saremmo stati portati via dal vento, dicevo vabbè adesso niente, voleremo via, chissà dove ci ritroveranno a Trieste, invece insomma siamo stati coraggiosi, aiutati da tante borse dell'acqua calda e tanti strati sotto i costumi, però ne è valsa la pena, perché proprio vivere qua, oltre che girare qua, vivere qua quelle settimane è stata un'esperienza unica e indimenticabile. Puoi capire solo facendolo, è vero? Sì, no, è vero. E devo dire, oggi quando sono tornata, a parte l'emozione di essere al festival, dove sono stata tante volte, ogni volta è una magia nuova e diversa, un'emozione nuova e diversa, però mi sono sentita un po' a casa, cioè per la prima volta, avendoci anche vissuto, adesso la sento più mia Venezia, mi è piaciuta molto questa sensazione. Spero che tu torni presto allora per girare assolutamente qualcosa. Alessandro Roia, c'è proprio il tuo nome in quel momento sullo schermo. Ci parli del tuo personaggio, così come ha fatto Funziona così. Se dici il mio nome appare. Hai capito? Allora, il personaggio, diciamo che
esaurito in modo eclatante e chiaro. Chi arriva ultimo deve avere una capacità dialettica molto alta e non sono io quel personaggio. Allora, sembra una cosa impopolare, dirò che ci ho messo un pochino ad affezionarmi invece a Daniele, perché accettare un personaggio che non comprende diciamo, la realtà del caso al primo colpo, all'inizio a livello di orgoglio ti può dispiacere, invece questa è la chiave più interessante del personaggio, perché Daniele è un personaggio che ragiona molto a compartimenti stagni ed è un poliziotto molto quadrato, molto dritto, molto ligio, e anche nella gestione della propria vita privata. La sua famiglia, aspetta un altro bambino, ha già 2 bimbi, è innamorato di sua moglie. In qualche modo ha creato una comfort zone anche in un lavoro molto complicato, e quando arriva il personaggio di Elena spariglia le carte, non solo dal punto di vista lavorativo, quindi dovrà accettare la possibilità di vedere le cose in maniera diversa, con una metodologia diversa, con una profondità diversa, ma nello stesso tempo dovrà fare i conti con dei sentimenti che vengono dal passato, con un ricordo, con delle passioni, proprio con un ricordo importante del passato che Elena porta con sé. E quindi ci ho messo un pochino ad innamorarmene. Detto questo, volevo agganciarmi ad un'altra cosa legata direttamente a quello che è stato girare qui con loro. Spesso, per quello che riguarda il mio lavoro, sono stato portatore del fatto che 10 anni fa ho avuto la fortuna di fare una serie che per l'audiovisivo italiano è stata un po' una rivoluzione, no? E tutti mi chiedono sempre in questa serie qual era il segreto, qual era il segreto, qual era il segreto. Io mi sono reso conto qui di qual è il segreto che si crea in un gruppo, in una troupe, con il regista, con gli attori, con la città, col posto, ed è un'alchimia non riproducibile con la matematica, ma è qualcosa che succede in questo lavoro qui. E per quello che la sensazione che ho avuto è stata fortissima, perché si è creato un gruppo, si è creato un movimento molto particolare che mi ricorda quell'esperienza lì di romanzo, chiaramente, perché è stato proprio un evento, e stare a Venezia, essere aiutato dai veneziani, lavorare con la polizia di Venezia, diventarci amico, farti raccontare come lavorano, portare quei racconti dentro il tuo racconto, e magari il giorno prima non ce l'avevi quell'informazione lì, e vivere tutti i giorni con Vittoria, con Ciro, con Sara, immergersi con Buria nel canale, lo fai solo in un certo modo, solo se, come dicono quelli bravi, sei in the zone, sei dentro la cosa, proprio e credo che questa sia la forza più grande di questa serie qui, che porta, come hanno detto tutti, un insieme di peculiarità, ma credo che la marcia in più l'ha messa questa forte alchimia che si è creata tra i reparti, tra tutto il gruppo nel periodo lungo in cui abbiamo girato insieme. Anche questo fatto che probabilmente che non potevate tanto uscire, c'è un po' c'era la cosiddetta bolla, no? Che si crea nei set, come diceva il produttore, quando i protocolli sono veramente molto stretti. Immagino che questo abbia anche aumentato il tempo passato insieme. Indubbiamente sì, ma le cose non vengono mai poi per caso, no? Le cose succedono e le devi in qualche modo cavalcare come sono. È stato un assist. Tutto quello che è sembrato ed è stato bruttissimo per molti è stato un assist, perché io mi ricordo la potenza che sprigionava Venezia e le idee che facevi mentre camminavi eri tristissimo per il mondo attuale, ma in qualche modo te lo portavi poi tutto all'interno della serie, che è una serie contemporanea. E chiudo dicendo una cosa legato al tema, che è fondamentale. Si parla di un crime drama, di qualcosa che ti aggancia, qualcosa che ha l'action, che parla di un tema come quello dei pericoli, perché non vorrei solo puntualizzare sulla pedofilia, non che io ne abbia paura, ma credo proprio che i pericoli che i minori possano subire da un certo tipo di zone della rete, quelle più oscure,
e noi abbiamo indagato molto quell'aspetto lì, che è un aspetto secondo me fondamentale, che quelle che vengono chiamate serie contemporanee spesso affrontano, e questo credo che sia un moto d'orgoglio. Si è affrontato un tema contemporaneo con un linguaggio contemporaneo e si è fatto, secondo me, il vero servizio pubblico, facendolo con l'intrattenimento, senza doverlo fare con delle lezioni. Quindi secondo me si è sposato un progetto veramente alto da questo punto di vista. Grazie. Allora, io direi che... Grazie. Meritatissimo applauso. Direi che se il fine di questo panel, che è un primo assaggio, non ancora una presentazione ufficiale di Non mi lasciare, era far venire voglia di vedere la serie, secondo me ci siamo riusciti, perlomeno a me è venuta molta voglia. Vi lascerei la parola a delle domande, se ci sono, dal pubblico, agli attori, ai registi, ai produttori. Ci sono domande? Vedo una mano alzata, si può portare forse alla signora un microfono? Guarda, Alessandro Roia le porta un microfono. Allora, Giulia Bertolini di Superguida TV. Allora, volevo chiedere innanzitutto ad entrambi, da genitori, come gestite il problema delle insidie dei social e poi che rapporto avete con la nostalgia, perché in qualche modo nella serie comunque si comprende, insomma, si capisce che il passato, insomma, spariglia un po' le carte del presente. Allora, per quanto riguarda appunto la prima domanda, cerco di parlare molto con mia figlia, di spiegargli appunto quali possono essere gli eventuali pericoli che si nascondono dietro al web. Devo dire sono abbastanza fortunata perché soprattutto adesso che insomma ha iniziato il liceo vedo che ha tanti stimoli e non è rinchiusa tutto il giorno solo dentro al telefono o al computer, però credo che bisogna parlare con i ragazzi di questo e semplicemente gli vada spiegato, gli vadano illustrati, perché poi il web non è solo pericolo, dà anche tante opportunità, no? Di informazione, di conoscenza, ha salvato la vita dei nostri ragazzi, perché quest'anno se non ci fosse stato internet non so che cosa avrebbero fatto, chiusi in casa tutto il giorno, quindi anche dei lati molto positivi, importanti, che vanno saputi appunto utilizzare in maniera intelligente, ma è molto importante parlare con i ragazzi, e ripeto, uno dei pregi di questa serie è anche quello di affrontare un argomento che magari poi potrà essere oggetto di discussione all'interno delle case. E la seconda domanda, scusa, riguarda la nostalgia. Guardate al passato oppure preferite buttarvelo alle spalle? Domandone, ecco perché me l'ero dimenticata. Adesso ho capito perché me l'ero dimenticata, adesso che me l'hai rifatto. No, allora, esatto. Ma sono nostalgica, sì, nel senso che adoro per esempio guardare le foto non mi piace tanto fare le foto, ma fortunatamente piace ai miei familiari, e meno male, perché invece riguardare le foto del passato è una cosa che adoro, e quindi vuol dire che sono, perché mi scatenano dei ricordi, e quindi sono legata a tutto quello che ho vissuto, e mi piace riviverlo attraverso le immagini, proprio per non dimenticarlo. Detto questo, l'importante è non avere, diciamo, grandi rimpianti, e io penso di avere la fortuna di non avere. Ho sempre cercato di utilizzare tutto quello che ho fatto, sia di buono che di sbagliato, pensando poi sono più proiettata verso comunque il futuro e quello che farò. Io ho dei bambini ancora piccoli, quindi riesco a tenerli lontani. È chiaro che per esempio durante la serie avevo un sentimento di attenzione rispetto specialmente a mio figlio più grande, che ha 6 anni e mezzo, e quindi inizia ad approcciarsi o aver voglia a vedere compagni che giocano con i telefonini, eccetera. È una questione di attenzione, perché
tanto quanto devono stare attenti loro, quanto noi dobbiamo dare gli strumenti per capire delle cose, anche non la libertà di poter, come dire, accedere a tutto sempre. Quindi è un territorio dell'educazione secondo me molto importante ma anche delicato. Per quanto riguarda la malinconia, sì, oggi quando sono tornato e ho rivisto i posti dove abbiamo girato, ho rivisto Venezia, ho avuto una forte malinconia nei loro confronti, nel senso mi sono mancati quei momenti e non credevo, e quindi sì, da questo punto di vista questo sentimento lo vivo molto, e fortunatamente lo vive anche Daniele in qualche modo, perché poi quando arriva Elena questa malinconia del passato ritorna a bussare, quindi mi ci rivedo e ci rivedo quello che in qualche modo prova Daniele, ecco. Allora, se ci sono ancora delle domande, sì, c'è una, prego, da dietro ce ne sono due allora di domande. Salve, prego. buon pomeriggio, Giulia Calvani, Cinematograph. Dalla prima clip iniziale appunto sembra una serie di ampio respiro internazionale. A livello di comparto tecnico, quali sono le caratteristiche che la rendono così tanto di ampio respiro? Ecco. Immagino sia per il regista la domanda. Sì, sì. Grazie. Allora, guarda, dal punto di vista tecnico scenderei in degli aspetti che forse non sono così interessanti. La cosa che sicuramente posso raccontare di questa serie è come è stata concepita da tutto il comparto creativo. Noi abbiamo fatto un lavoro molto ampio, abbiamo tentato di ampliare il più possibile quello che era il tempo della preparazione e ci siamo creati dei piccoli dogmi, cioè ci siamo creati delle piccole regole che noi avremmo dovuto seguire durante questo racconto. Sapendo che la nostra storia si dipanava tra Venezia, Roma, Milano, abbiamo cercato di trovare in ognuna di queste città la peculiarità di questa città, proprio perché, come dicevamo poc'anzi, la città diventa oggi come oggi protagonista, perché abbiamo il digitale, perché riusciamo ad enfatizzare sempre di più l'immagine, che è diventato ormai il nostro modo di raccontare grafico. Quindi abbiamo tentato di crearci delle piccole regole e le abbiamo seguite. Ve ne dico qualcuna. Per esempio a Venezia abbiamo tentato di avere sempre all'interno del nostro fotogramma un ponte, dell'acqua e qualcosa di materico riconducibile comunque alla pietra, ai marmi, ai legni. Una volta che abbiamo raccontato Milano abbiamo cercato invece di enfatizzare quelli che è l'aspetto dell'uomo, quindi l'asfalto, il cemento, tutto quello che è stato costruito. Per quanto riguarda Roma invece abbiamo cercato di raccontare la Roma più classica possibile, perché qui a Venezia ci siamo permessi di raccontare una realtà e un territorio talmente sfaccettato, perché in tutto questo ci siamo dimenticati di dire che la nostra storia rotola fino nel Polesine, che è comunque è un altro ambiente molto interessante che vale la pena di raccontare. Quindi diciamo che le grandi serie internazionali, credo io, vengano costituite e si costituiscano, poi è una magia, come diceva poco fa Alessandro, perché si fa una preparazione, perché ci si dà dei codici, ci si crea una leggenda che a quel punto, dopo le prime settimane dove riuscire a far rotolare la palla è molto impegnativo, poi piano piano diventa un linguaggio comune e ti porta a costruire quello che poi è a respiro internazionale. Grazie. Grazie. Scusa, vorrei aggiungere una cosa, perché è interessante quello che ha detto Ciro adesso. Io, come dicevo prima, sono figlio di una veneziana, però cresciuto a Milano. Adesso Ciro ha detto di Venezia abbiamo messo i ponti, l'acqua, e questo vi dà l'idea. Di Milano il cemento, l'asfalto. Ecco, questo la dice lunga su come sono abbiamo le strumentalizzati, città. dai. Non avevamo il tempo di racconto, però se vuoi facciamo una bella serie milanese dove facciamo vedere tutti i marmi, tutte cose i meravigliose. ponti e l'acqua fate solo ai navigli. Bosco verticale, noleggiamoli una casa, tra l'altro, se possibile. Esatto. Allora, esatto. c'è ancora tempo, ma rapidissimamente per questa domanda le chiedo un'estrema sintesi. Volevi fare una domanda? Voleva fare una domanda? Una domanda velocissima. Elena Filini del Gazzettino per Vittoria Puccini. Il Veneto ultimamente è presente nel suo lavoro, adesso c'è questa bella serie che tutti attendiamo su Venezia, 2 mesi di lavoro, ma lei ha dato corpo e cuore anche ad una mamma veneta che è morta di tumore, Elisa, ed è una storia che ha colpito molto, 18 regali. Volevo chiederle brevemente, insomma, che esperienza è stata. Grazie. È stata un'esperienza meravigliosa, è un film, è un po' il film del mio cuore, 18 regali, che mi ha coinvolta in maniera particolare, che mi ha dato tantissimo.
Lisa è una donna coraggiosa, siamo stati tutti ispirati dal suo coraggio e dalla sua forza, perché appunto è una donna che ha scelto di andare oltre di guardare oltre la malattia e proiettarsi nel futuro, sapendo che il futuro in realtà fisicamente non ce l'avrebbe mai avuto, e questo quindi già è una scelta di un coraggio indescrivibile, e quindi mi ha dato tantissimo lavorare su questo personaggio, e mi ha dato tanto anche il film, perché appunto mi ha dato la candidatura ai David Donatello, quindi è stata anche molto gratificante, è stata un'esperienza, insomma ringrazierò sempre Francesco Amato per avermi dato questa possibilità. Allora, chiudo ringraziando i panelist intervenuti, facendo un ringraziamento particolare a Rai Fiction e a Maria Pia Mirati per aver organizzato questo bellissimo incontro. A voi per essere venuti, grazie, e ci vediamo presto, spero qui nello Spazio Veneto.